di lunedì mattina. Il risultato è che tra i componenti della banda vi erano sì grossi esponenti di calibro criminale, già affiliati a quella che è stata la Mala del Brenta, che avevano provveduto a reclutare nuove leve gravitanti nel piovese. In particolare i componenti della banda, 5 persone, avevano ruoli ben prestabiliti. C'era colui il quale si occupava dell'esplosivo, quindi diverse tipologie di materiale esplodente, sia gelatina che gassoso, quindi ossigeno, acetilene, come peraltro documentato dai sequestri operati in sede di perquisizione, e anche persone materialmente che andavano ad effettuare il colpo. Quindi vi era il tecnico che apriva la cassaforte o il bancomat di turno e le altre persone che poi andavano a prelevare materialmente il denaro. Erano soggetti pericolosi questi? Riteniamo di sì, anche perché per alcuni di loro i loro precedenti penali erano piuttosto rivelatori di quello che era il loro profilo. Qualcuno di loro già condannato anche per reati in materia di armi da guerra.